Nel 1977, i primi di marzo, io appassionato di motociclismo, sono andato per ragioni così un po' turistici e un po' anche di lavoro. In quel momento io amministravo delle aziende e sono andato negli Stati Uniti, esattamente a Daytona, perché sapevo che a Daytona la prima settimana di marzo si svolgeva la famosa 200 miglia, che era il campionato mondiale a 750 motociclismo, oltre naturalmente le grandi esibizioni di motocross indoor, che qua erano sconosciute in Italia, perché in Italia il motocross era concepito come salite e discese, mentre già negli Stati Uniti era spettacolo puro. E quindi ho approfittato di andare in quel senso e mi sono trovato coinvolto con degli operatori del settore motociclistico italiano che in quel momento si recavano proprio a Daytona. Tra l'altro uno degli organizzatori era naturalmente Amisano Gino, che poi è l'acronimo di AGV, no? Amisano Gino Valenza, che è quello che poi ha messo in testa il casco da sempre al grande 15 volte campione del mondo Agostini. Dopo anche Lauda a suo tempo e soprattutto adesso lo conosciamo perché ce l'ha Valentino Rossi. Quindi quella volta lui era un magnate di quel settore e quindi io mi sono trovato coinvolto con queste persone, così ho avuto modo di conoscere. Poi successivamente ho mantenuto questo tipo di rapporto così amichevole e quindi avevo anche la possibilità di, conoscendo queste persone che avevano naturalmente prodotti all'avanguardia, perché loro andavano appunto negli Stati Uniti a proporre, e quindi ho fatto amicizia, quindi io anche avevo l'opportunità di avere per me nelle mie moto articoli all'avanguardia, non so, il doppio freno a dischi, per dire, le pedane arretrate, queste cose qui. E quindi questi personaggi hanno cominciato a coinvolgermi, dice ma perché anche tu non porti là, perché non fai qualcosa anche tu per le moto? Finché a un certo momento l'allora presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Francesco Zerbi, un bel giorno mi ha chiamato a Roma e mi ha detto perché tu non ti ho detto ma no, io faccio altre cose, motociclismo, ho tanti altri impegni. Mi ha detto se mi prendevo un impegno di organizzare, di fare in maniera che anche qui in Friuli Venezia Giulia ci fosse più visibilità del motociclismo, che c'era sì il motociclismo, perché insomma il Friuli Venezia Giulia era famoso non solo in Italia ma anche nel mondo per lo speedway, perché si è fatto anche il mondiale del 71, è stato fatto un mondiale allo Stadio Moretti, che poi c'erano sì, avevano fatto delle gare di fuoristrada, qualche campionato italiano nella zona di Gorizia negli anni 70. Nel frattempo naturalmente c'è stata l'evoluzione motociclistica, quindi c'erano altre esigenze. Quindi mi è stata data questa nomina. Io in quel momento, tra l'altro, avevo anche nel frattempo fondato ed ero presidente del Tennis Club Morena, che poi era conosciuto come Club Morena perché oltre al tennis si faceva tante altre cose. Allora lì, innanzitutto, ho cominciato a coinvolgere motociclisti e ho fondato il Motoclub Morena, ma l'ho fondato anche con idee nuove, perché i motociclisti gravitavano lì in quanto io avevo anche delle attività proprie e quindi sponsorizzavo, cioè aiutavo, ma non solo i motociclisti, aiutavo anche gli automobilisti, ci sono parecchi piloti che facevano automobilismo, rally eccetera, che io in qualche maniera li aiutavo, no? Però da quel momento ero diciamo quasi ossessionato, no? E ognuno tirava là col suo mulino. Però c'erano tutti i gruppetti, diciamo, c'era chi era di Tricesimo, chi era di Tarcento, chi era di Udine, chi era di Pozzuolo, chi era di Gemona. Io a questo momento cosa ho fatto? Ho detto, sentite, facciamo un motoclub che abbia un nome estraneo, come Morena che è la località, ma poi che coinvolga tutti. Infatti il primo motoclub Morena è nato con l'adesione di almeno una trentina di gruppi dei comuni. Perché? Perché questa idea di fare un motoclub, diciamo così, oltre i campanili, perché sapevo che ad esempio in tante poste, uno dei quali era il Motoclub Bergamo, che era un motoclub che non aveva una definizione di un paese, ma era la definizione di una provincia, e poi ognuno c'era delle sezioni. Io quella volta mi sono inventato il Motoclub Morena così. Di conseguenza è nato questo club con una denominazione così neutra, perché Morena era una località, non era tanto un paese o una definizione di un centro o di qualche cosa, no? E mentre c'è tutto questo coinvolgimento, questo tipo di discorso, mi venivano anche i piloti a chiedermi aiuti, no? E poi in virtù di questo ho ricevuto questo tipo di incarico dalla federazione e io a quel momento ho riunito tutti quanti quelli che potevano essere i coinvolti, ho fatto una riunione, ho spiegato quali erano le mie intenzioni. Inizialmente non è che abbiamo trovato subito appoggi, anzi, perché logicamente andavo a toccare quello che esisteva già, perché evidentemente, però io davo anche così qualcosa di nuovo, almeno
anche perché col tempo si rendevano conto che era forse meglio collaborare piuttosto che andare ognuno per conto suo. E dopo, proprio in virtù di questo, che poi io mi sono trovato a essere talmente coinvolto che poi ho aperto un negozio. Siccome io avevo l'esperienza, avevo visto gli Stati Uniti, ho aperto un negozio a Tricesimo, che l'ho chiamato sempre Tecnosport Morena, tanto per tenere Morena, nome ormai. E lì ho cominciato a mettere, anzi a portare articoli nuovi. Qui le tute in pelle non si usavano, non si mettevano, no? Perché insomma il mercato nostro era quello che era qua, no? Essendo io in contatto con queste persone, quindi qui ho portato, non so, per dire, sono stato uno dei primi a portare i Bell, che erano caschi in fibra che in Italia non c'erano. Ho cominciato a portare qui, ad esempio, dell'abbigliamento americano, Fox, che qua non sapevano. Tutte cose che qui a Udine erano. Poi ho cominciato a prendere contatto con anche negozi di Milano, come i Cinque Anelli e altri, che erano negozi all'avanguardia, e ho cominciato questo percorso qui, parallelo alle altre attività, perché io ho continuato ad avere attività, avevo delle aziende, eccetera, e ho sviluppato questo. Nel frattempo ho cominciato naturalmente a questi piloti a dargli delle caratteristiche, ho cominciato a sponsorizzarli. Nel frattempo all'interno del mio negozio ho preso dei concessionari, dei primi concessionari, ad esempio ho visto nascere Dainese, oppure l'Alpine Star, tutte queste aziende nuove, la Sili, tutte aziende che erano all'inizio quella volta, no? Non vendevano tanto qua, vendevano all'estero, quindi avevo visto negli Stati Uniti e quindi avevo conosciuto anche le persone, da Mamola, a Kenny Roberts, a Barry Sheen, a tutte queste persone qua. Poi quando facevano i Gran Premi qua in Italia, essendo amico personale di Misano o Axo con Berlese, tutte queste persone io le conoscevo per dei rapporti personali, non per tanto motociclismo. E quindi da lì è nato tutto quanto il resto. È arrivato al punto che il Motociclismo Morena era uno dei più grandi d'Italia, siamo arrivati ad avere oltre 1 migliaio e abbiamo cominciato soprattutto in virtù delle disponibilità che avevo io personalmente finanziarie e un po' anche perché per la prima volta avevo coinvolto, diciamo così, i miei fornitori, li coinvolgevo come degli sponsor attraverso dei metodi semplicissimi. Io dicevo: sentite una cosa, io su quel che vendo, su quello che faccio, voi mi riservate una quota e io questa la investo nei cori. E ho cominciato ad acquistare moto anche per loro e quindi adesso sarebbe lunga. Ad esempio ho acquistato la prima moto costruita da Bimota, che era un 250 HD, Mori e Tamburini, i due cori erano degli idraulici, loro però avevano l'officina e erano in grado, attraverso l'attrezzatura, di produrre, ad esempio sono stati i primi a produrre le pedane arretrate. Poi loro erano concessionari, vendevano le ruote in lega a Campagnolo, in magnesio, tutte queste robe qua, no? E quindi io sono diventato praticamente, attraverso il negozio, ho cominciato ad avere prodotti i primi. Sono stato per anni, ad esempio, esclusivista concessionario appunto della Bimota, e quindi con tutto poi la Bimota ha cominciato a fare telai, sapevamo benissimo, no? KB1, SB3, tutte quelle cose lì, no? E poi ho iniziato anche a interessarmi, ho cominciato ad acquistare moto derivate di serie, ho cominciato a mettere dei ragazzi, dei piloti, e fino a un certo punto, parlo negli anni 79-80, avevo derivati da serie, monomarca, e ho fatto uno dei primi team privati di velocità, proprio professionistica. Il team si chiamava MDS Tecnosport Morena, perché nel frattempo ero diventato concessionario MBA, che l'MBA in quel momento era monomarca, perché i 125 e i 250 erano solo MBA, cioè sarebbe Morbidelli, no? Ecco, allora quella volta io ero concessionario, infatti ero concessionario quasi per tutta l'Italia. Più che Italia fornivo queste moto sia ai piloti sloveni, jugoslavi, perché esisteva la Jugoslavia, sia ai piloti cecoslovacchi, sia agli ungheresi, perché dovevano prendere questa moto da me, perché ero io concessionario per quei paesi lì, no? E ho cominciato ho fatto un primo team di velocità. Nella 250 e 350 ho acquisito un sudafricano, Sinja Graham, perché allora per correre nei Gran Premi bisognava avere piloti abilitati. I nostri piloti non avevano abilitazione, perché per essere abilitazione bisognava essere così chiamati senior, bisognava aver vinto un campionato, almeno juniors, perché c'era junior e passava senior. Allora nel 125 avevo Rino Giuliani, che era un campione di 125 monomarca
Aspes, era concessionario anche dell'Aspes che faceva il trofeo Yuma, si chiamava 125. Dal Sudafrica era arrivato questo Brian Singer che correva col 250 MBA e poi col 350 Yamaha. E dopo avevo bisogno di un pilota 500 e che avevo acquisito un certo Corrado Tuzzi che era di Sulmona, veniva dal trofeo Laverda, le ho dato la 500 Suzuki e quella volta ho acquistato da Perrone, che era un pilota professionistico romano, ho acquistato una Suzuki RG perché il team che quella volta dominava il mercato era il team Galina Olio Fiat Nava, che era il concessionario per l'Italia dei Suzuki, perché allora in quel momento le moto 500 che andavano erano Suzuki. Yamaha prima, un momentino prima, quando nel 76-77 ha lasciato completamente la MV, è arrivata la Yamaha, poi quel momento era la Suzuki, infatti da Baricino la Suzuki era quasi una monomarca, insomma, no? E ho acquistato questa moto qui e abbiamo fatto questo team qui correva, faceva le gare con Tuzzi nel 500, ha fatto partire dei mondiali di tutti i paesi, mentre gli altri facevano le gare qui. E però dopo c'erano anche altri che facevano invece le gare all'est europeo perché venivano ingaggiati, pagati bene. E ho fatto il team, era un team che si chiamava appunto MDS Tecnosport Morena e avevo tutti questi piloti, avevo piloti, ho avuto nel 50 Aldo Però ad esempio che era un triestino, ho avuto Stocco il Goriziano che tuttora è uno che corre nell'old timer, no? Non mi fermavo, molti piloti correvano sotto l'egida Morena, altri invece correvano con altri club però con l'indicazione naturalmente Tecnosport Morena, no? Nel frattempo però logicamente avendo io negozio anche, dopo avevo aperto officina, avevo aperto appunto questo team che seguivo, cioè avevo i meccanici, quindi un movimento non da poco, ma tutto questo perché? Perché io in quel momento avevo come mercato il mercato tedesco e austriaco, perché in quel momento c'erano quelle dogane e quindi gli austriaci se volevano avere prodotti, per dire Dainese, per non dire altri nomi, oppure il casco Nava 2 era che è stato il primo, aveva una visiera che si chiudeva quasi automaticamente, non aveva abbandonato il sistema dei bottoni, no? Ma quello proprio si aveva quel sistema lì, no? E quindi io tra l'altro ero esportatore, oltre che naturalmente la Bimotta, in quel momento la Bimotta aveva ampliato la produzione, faceva anche serbatoi, poi c'erano altri produttori, ho cominciato a venire sul mercato Termignoni che faceva le marmite parziali, ho cominciato a mettersi sul mercato Futura, che era un'azienda di Roma che faceva i radiatori, poi c'era il momento in cui prendeva piedi Yoshimura, tutte le preparazioni, io ero il concessionario naturalmente, e quindi da lì ho sviluppato il settore, però di pari, logicamente cosa facevo di pari? Per provare i prodotti che io vendevo, io cosa facevo? Avevo i piloti, però io sostenevo i piloti in questo sistema per non compromettere anche l'attività, perché sarebbe stato assurdo, perché avevo modo di vedere e ho visto in seguito quanti grandi costruttori e appassionati purtroppo la passione li ha portati a distruggere completamente, cioè a compromettere le loro attività, insomma, ecco. Pochi sanno, ad esempio, e lo posso dire visto che oggi ancora lo vediamo sui servizi televisivi, che il buon Lucchinelli era stato momentaneamente sospeso dalla Federazione Italiana perché aveva fatto delle cose particolari, però io attraverso un mio fornitore, certo Romeo Bigliardi, titolare della Jeps Caschi di Parma, era un mio fornitore, mi ha detto senti, c'è un pilota che si chiama Lucchinelli, che sta correndo con un team Ceramiche della Robbia, però corre come privati, insomma, perché ha difficoltà, se vuoi ti do una mano e gli dai la moto tu, perché io in quel momento avevo acquistato la Suzuki di Uncini quell'anno era arrivato come privato quarto al mondiale, una moto sua privata, io gliel'ho acquistata, le moto ufficiali non si potevano avere, quindi si prendevano delle moto da private oppure le moto dell'anno prima, certo. E allora avevo questa moto qua, l'ho messa a disposizione, mi ha fatto un team nuovo, quella volta avevamo fatto l'accordo al salone del 79, al salone della moto del 79 e abbiamo ingaggiato lui e il suo amico personale che si chiama un certo Rolando, abbiamo fatto un team nuovo che si chiamava Kramas, correvano quelle tutte nere, difatti c'è una copertina di motociclismo dove c'è proprio questo pilota con la tuta nera con scritto proprio Tecnosport Morena e poi dentro c'è tutto il servizio. Quindi l'avevo ingaggiato dove corro me, se non che Virginio Ferrari, pilota
che era arrivato secondo nel mondiale dopo Kenny Roberts, pilota ufficiale Yamaha, è diventato famosissimo perché aveva fatto una famosa gara a Assen dove per la prima volta aveva vinto lui, aveva messo in difficoltà Kenny Roberts, che era quasi un imbattibile in quegli anni, e quindi lui cosa ha fatto? E lui correva con il team Nava Oliofia. A quel momento era collega del papà di Rossi. E cosa è successo? Che lui quell'anno lì poi non ha riconfermato l'impegno col team Gallina, è andato con un team, con un certo Zago che era un importatore della Yamaha del Belgio. Questo Zago aveva anche ingaggiato Mamola, però Mamola non ha potuto correre perché è arrivato qua, non aveva 18 anni e quindi non poteva correre, perché in quegli anni se non avevi 18 anni e non avevi la patente non potevi correre, cioè uno per correre anche in pista aveva la patente, era una legge italiana, era così. E allora in quel momento sul mercato non c'erano piloti. Virginio Ferrari, avendo lasciato il team così, Gallina ha pensato di ingaggiare Lucchinelli, e loro, siccome è normale, c'è un regolamento, un accordo mai detto però tacito, che quando c'è un team ufficiale il pilota che corre privato viene lasciato libero, ecco, è un accordo normale. E quindi lui quell'anno lì, passato allora con il team Gallina, Rolando è rimasto invece sempre con il team e Tuzzi è rimasto col team. Ecco, io recentemente ho visto modo 3 anni fa di vederlo in un'occasione, gliel'ho ricordato e lui ha detto, mi ricordo, sì. Praticamente lui veniva aiutato da questo sponsor importante che era la Jeps, no? E è stato bene perché poi ha vinto il titolo mondiale lui, no? Tra l'altro, no? Lucchinelli in quegli anni era un pilota, diciamo così, un birichino, per non dire un po' difficile da controllare, perché era un po' un mattacchione, è sempre stato, no? E sapere che io ho questo team che faceva i mondiali, che correvano di qua e di là, immaginarsi, no? È logico che queste situazioni, agli occhi di tutti gli altri piloti, cioè i piloti nostrani, così chiamati, no? Faceva colpo questo, no? Poi un momentino io avevo un grande riscontro anche sulle riviste, perché c'è Motospring, ho dedicato pagine e pagine. L'amico Guidetti, che era il giornalista di Motospring quella volta, che poi lui ha finito per andare a Londra, ad esempio lui spesso veniva a trovarmi, faceva dei servizi sui piloti, motociclismo, ho fatto pagine e pagine, altri giornali insomma, che si occupavano, ancora un'infinità. No? Pian piano, dopo io nel centro di Tricesimo, dove avevo Tecnico Morena, dopo avevo anche officina, ho cominciato ad esempio a coinvolgere anche molto il fuoristrada, e da lì ho cominciato anche a promuovere il fuoristrada, e anche lì abbiamo avuto un'infinità di campioni, eccetera. Slovenia e Carinzia, già quella volta facevano delle gare, sempre motoristiche, con questa differenza che mentre noi abbiamo la Federazione Italiana e la XAI o l'ACI per le macchine, invece loro hanno sempre avuto Automoto Club, cioè avevano auto e moto tutte assieme e kart anche. E quindi succedeva che loro spesso facevano queste gare e a un certo momento mi hanno coinvolto e mi hanno detto, ma scusa, i nostri qui regionali, no, l'ACI, noi quando facciamo le riunioni, facciamo le gare, loro hanno anche le moto e noi non le abbiamo, no? Mi hanno invitato, io nell'81 sono andato a Klagenfurt, mi sono trovato in riunione, abbiamo fondato l'Alpe Adria. Io in quel momento sono diventato il referente per l'Italia e abbiamo fondato questa Alpe Adria, quindi Friuli Venezia Giulia, Carinzia, Slovenia, poi per incrementare e per sostenere di più il Friuli Venezia Giulia, perché non avevamo piloti, abbiamo coinvolto il Triveneto, cioè abbiamo fondato il Triveneto, quindi era Triveneto, Slovenia e cose. E da lì ci andavamo avanti col discorso molto lungo, fino ad arrivare a un certo punto che è diventato talmente importante queste gare. Noi facevamo motocross, enduro, facevamo kart, velocità, facciamo le gare naturalmente a Grobnik, a Fiume o a Bazzia, come volete chiamare lì. Negli anni a venire successivi abbiamo addirittura superato anche l'europeo, perché è diventato talmente importante che oggi come oggi, ad esempio l'Alpe Adria, io l'ho lasciata nel 2010, perché poi naturalmente un po' l'età e un po' altri impegni, e poi insomma è giusto che ci sia cosa. Sono diventato presidente, sono tuttora presidente onorario dell'Alpe Adria, proprio per questi meriti qui, e in questo momento l'Alpe Adria praticamente ha Italia, Slovenia, Croazia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Sono i paesi che compongono l'Alpe Adria, perché dopo si sono allargata fino ad arrivare a questo. Ecco.
Nella velocità molti dei nostri sono usciti dalle monomarche, ad esempio 2 piloti che sono proprio usciti interamente dal monomarca è Walter Kusic e Ferdinando De Cecco, entrambi piloti nati col Morena. Kusic è nato un po' con le derivati di serie, perché una volta esisteva un campionato di derivati di serie che erano moto normali che potevano essere fatte pochissime modifiche, e poi c'erano invece i monomarca, uno dei trofei più prestigiosi dove ha vinto sia De Cecco sia Kusic era il Formula Laverda, 500 Laverda. Invece un altro monomarca che ha fatto molti piloti era il trofeo Yuma, che era il trofeo Aspe 125, dove è uscito Zuliani e dopo un altro pilota che è anche giornalista e tutto, che si chiama Roberto Zei. Zei, oltre che è stato pilota di velocità, lui ha seguito quasi tutto il fuoristrada, ma veniva anche a seguire l'Alpe Adria a Grobnik, no? Che è una delle cose nate qua, sviluppate qua e cresciute qua. Ecco. Roberto Ive, lui è un triestino, lo stesso, che adesso è emigrato in Germania. Ho lasciato la federazione nel 2009, è stato il mio ultimo mandato come federazione motociclistica italiana. Invece come Alpe Adria ho lasciato il 31 dicembre 2010, dell'Alpe Adria sono tuttora presidente onorario, invece per la federazione internazionale sono membro d'onore, perché nel 2012 nel congresso mondiale di motociclismo a Belgrado hanno rilevato che quando nel 92-93 c'è stato il conflitto della Jugoslavia, cioè c'è stata la scissione jugoslava, prima la Slovenia contro la Croazia, poi la Croazia contro la Serbia, noi in quel momento facevamo queste gare Alpe Adria e noi abbiamo sempre fatto le gare, dove nell'ambito delle gare che si facevano in Croazia, in Slovenia, in Ungheria, in Repubblica Ceca, in Slovacchia, in Austria, perché l'Alpe Adria si correva in questi circuiti, Ungaro-Ring, Brno, Grobnik, Salisburg, eccetera, proprio nei circuiti normali. Nonostante questi paesi fossero in conflitti, i piloti correvano e quindi diciamo la fratellanza, la fraternità restava. E nel 2012, in questo grande convegno europeo che hanno fatto a Belgrado, ho fatto delle ricerche e ho saputo che questo era dovuto appunto a questa organizzazione che si chiama Alpe Adria, mi hanno ritracciato e mi hanno dato questo alto riconoscimento che sono uno dei 3 membri d'onore della federazione europea. Io, l'Emiro del Qatar e il presidente Zerbi. Siamo messi insigniti per i meriti speciali. Trovandomi ad esempio al centro, da un lato come rappresentante della federazione, quindi io svolgevo un'attività come federazione, quindi ero a contatto con Roma e quindi avevo questa situazione. Nel frattempo avevo assunto già questo impegno internazionale, quindi con l'Alpe Adria ero all'interno, quindi amicizie con questi paesi limitrofi per conoscere queste cose. E in più io nell'81 sono stato coinvolto anche nel consiglio regionale CONI, che poi addirittura sono diventato vicepresidente. Il CONI, che in quel momento, lo è ancora adesso, era il cappello delle federazioni, cioè perché il CONI è la federazione. Quindi io dall'interno della struttura CONI conoscevo già in anticipo tutto quello che era l'ulteriore sviluppo dello sport, quindi ho cominciato ad esempio a far parte delle situazioni internazionali. Ad esempio ogni anno ancora adesso, la prima settimana di febbraio si svolge a Ginevra l'incontro di tutto il motociclismo mondiale, dove si mettono le regole dell'anno dopo, di 2 anni dopo, si stabilisce come si dovrà correre, se ci saranno quante, come, quando. Quindi io partecipavo anche a quelli, quindi avevo possibile di avere una visione di 360 gradi per quello che riguardava il motociclismo, ma non di più, ma dello sport in genere, perché essendo CONI anche, quindi avevo anche questa particolarità. Tutto questo mi permetteva, una, di avere la visione, 2, attraverso le conoscenze, le amicizie, le esperienze, di coinvolgere, di conoscere e di coinvolgere o di chiedere quando necessitavo qualcosa. Poi insomma sicuramente tanti collaboratori, tante persone, poi tanta passione eccetera, tutto questo ha fatto sì che si raggiunga risultati a non finire. Un'altra particolarità ad esempio è quella della nascita ad esempio di quello che oggi si chiama minimoto, ma che inizialmente è partita come minicross. Diciamo così, negli anni 70, 75 c'erano delle specie di prototipi
quelle che oggi forse chiamiamo quasi mini moto, ma non so se mini moto, tipo le moto da velocità piccoline, no? Così, no? Si produceva in Italia ma si esportava, delle moto invece che erano a forma di motocross, che logicamente erano molto più facili da gestire, piuttosto che una moto così carenata, chiusa, piccolina, insomma, che la produceva l'Italjet e le vendeva nei paesi, dagli Stati Uniti all'Australia, soprattutto i paesi soprattutto anglosassoni soprattutto, ma anche in Belgio, che poi era, diciamo, la scuola per i piccoli che poi diventavano abili crossisti, eccetera. Però qua in Italia non c'erano. E anche qui abbiamo cominciato così a utilizzarli, anche noi prendere, siccome io come negozio ero concessionario dell'Italjet e poi di un'altra azienda che si chiamava LEM, che anche questa azienda LEM faceva questo tipo di... Abbiamo cominciato a utilizzarle così, però cosa è successo? Che erano vietate, no? E a un certo momento abbiamo avuto anche delle storie, perché c'è state delle denunce. Mi ricordo una volta noi facevamo delle esibizioni così nei motoraduni, nelle sagre, no? C'erano vietato il bloccatore, allora ho detto cosa bisogna fare? Allora in quel punto lì, parlando col presidente Zerbi, quel momento era il presidente della Federazione Nazionale Italiana Francesco Zerbi, mitico presidente che poi tanti anni ha fatto come presidente anche della Federazione Internazionale, parlando con lui mi fa, te la senti tu di organizzare, cioè di vedere come si può risolvere questo problema? Ho detto sì, lui mi ha autorizzato, mi ha dato un mandato così chiamato e io assieme a un gruppo di amici qui mi ho detto cosa facciamo? Vediamo come si può fare. Mi ha messo a disposizione il dottor Claudio Costa, che io già conoscevo perché l'avevo conosciuto in quanto, essendo figlio di Francesco Costa, che era presidente dell'ACI di Imola e organizzava le gare a Imola, e io avevo conosciuto a sua volta negli Stati Uniti a Daytona, perché lui quella volta aveva seguito il papà che era organizzatore di gare del campionato mondiale 750, quindi avevo già conosciuto, lo conoscevo già. Lui in quel momento era medico sportivo della federazione motociclistica, pur essendo lui un pediatra, perché lui era pediatra da Rizzoli, però era figlio di Imola, immaginarsi molto nel sangue, no? E lui ha detto, bene, io mi occupo di tutto quello che riguarda l'aspetto sanitario di questa disciplina, perché noi abbiamo preso spunto, abbiamo detto, ma ci siamo chiesti, ma perché esiste pure il mini basket, esiste pure il mini volley, esiste pure il mini tennis, cioè esistono pure i piccoli che fanno quello, perché non possono fare nel moto, esserci anche nel motociclismo? E ci hanno detto no, non abbiamo un motivo semplicissimo, perché nel motociclismo voi utilizzate un mezzo meccanico che si chiama un motore, che una legge nazionale dice che bisogna avere 14 anni per andare in motorino, quindi voi non è possibile. Allora lì abbiamo escogitato, io per quel che riguarda così la roba legale, non so, e Costa per quanto riguarda veramente le situazioni sanitarie, mediche di difficoltà, diciamo così, fisica, eccetera. Abbiamo cominciato, intanto non chiamiamolo più moto, chiamiamolo giocattolo. Non parliamo di mettere un motore da 49 cm come una motorino, ma noi abbiamo pensato di utilizzare il motore di motoseghe che era di 38 cm3, quindi utilizziamo quello. Abbiamo costruito un regolamento sottoposto agli organi competenti. Quelli ci hanno fatto fare alcuni test, abbiamo preso questi ragazzi, li abbiamo portati in una zona indicata loro a Verona esattamente, in una specie di istituto pedagogico dove c'era anche delle palestre. Lì questi ragazzi sono stati sottoposti, diciamo così, a dei testi, giocavano per vedere cose e poi soprattutto facevano appunto queste garette per vedere che quelle potevano essere le conseguenze fisiche, no? Soprattutto per quanto riguardava ad esempio i polsi, la schiena, perché naturalmente un ragazzino minorenne insomma poteva avere delle conseguenze in età di sviluppo, e quindi tutte queste cose qua. Poi alla fine è stato redatto un regolamento con dei limiti, uno dei quali, limiti subito diceva tutto, non deve esserci agonismo, deve essere un gioco, deve essere visto come un gioco dove insomma i ragazzi insegnano rispetto, tutto quello che sono le regole dello sport. Sì, non deve esserci partenze multiple 7, 8, 10, no, assolutamente non, proprio, no, uno alla volta corre così, deve toccare quel piede per terra, non deve essere sostenuto da altri, insomma tutta una serie di regolamenti dove si svolgono queste non gare, queste dimostrazioni. Deve esserci un terreno erboso, non deve avere saltini, cioè deve essere proprio a livello di educazione, di divertimento soprattutto, no? Non deve avere meno di 7 anni e poi naturalmente fino a entro gli 11-12 anni, perché poi a 14 anni già diventano motociclisti, insomma già vanno col che sono le normali leggi del codice della strada. Però in breve tempo
hanno dimostrato questi ragazzini che invece era veramente divertente, poi cominciava a essere così. Naturalmente hanno redatto anche una serie, un tipo di abbigliamento, quindi caschi omologati, paraschiena, paragomiti, paramani, tutta una serie, pettorine, tutta una serie di protezioni che davano la massima sicurezza. E lì è partito così. Evidentemente poi, con il tempo, è accaduto non soltanto che sono passati dai famosi 38 cm cubi, se così, di quei motorini, sono passati ai normali 50, ma non soltanto, ma addirittura 80. Oggi corrono anche con gli 80 cm cubi, ma non soltanto a 7 anni, addirittura sono scesi a 5 anni. Ma dopo il seguito ha cominciato a sviluppare anche le famose mini moto, che sono quelle poi che sappiamo che è uscito il Valentino Rossi, tutti gli altri piloti che conosciamo adesso, no? Quasi tutti quanti sono usciti da lì, no? Parliamo di italiani, perché gli stranieri, molti stranieri avevano già possibilità di correre con delle mini moto così, avevano già loro dei regolamenti. Infatti noi le beccavamo da loro, specialmente nel fuoristrada, i belgi, piuttosto che gli australiani, piuttosto che gli americani erano dei fenomeni, perché logicamente loro cominciavano già a 6-7 anni. Noi prima di 14 anni non poteva salire, fare quelle cose lì, è evidente. Ecco, da lì, quindi anche un ulteriore, diciamo così, merito che ha la Regione Friuli-Venezia Giulia, ma soprattutto io, nel senso che io mi sono trovato in prima persona coinvolto in queste cose, però anche tutte quelle persone che hanno collaborato. Uno dei primi, ad esempio, a quei tempi lì che ha collaborato è stato il papà di uno dei grandi del motocross Triveneto, Michele Fanton. Ad esempio Michele Fanton, che è stato un ragazzino prodigio in queste cose, lui ad esempio è stato un collaboratore che mi ha aiutato assieme a me per fare queste cose qua, tanto per dei nomi che sono ancora oggi. Potrei fare altri nomi di gente di allora che magari ne faccio e rischio di dimenticare qualcuno e poi rischio di essere tacciato che ho sbagliato. Poi queste cose si trovano anche negli annali, basta prendere i giornali di quell'epoca, ad esempio uno dei giornali storici di quell'epoca è Moto 3, che era un Moto Triveneto, dove parlavi di queste cose, quindi si vanno a vedere si trovano tutti la storia che sto raccontando io, gli inizi, le difficoltà, i problemi, le problematiche, guarda. Lo Speedway che è nato in Friuli Venezia Giulia, cioè è arrivato in Italia tramite gli alleati, non esattamente lo Speedway, era Dirt Track, e si correva a Trieste nelle piste di cavalli, diciamo così, no? Da lì. Ha avuto l'apice di successo enorme nel 71 con un campionato mondiale nella pista di Udine, la Udine del Moretti. Però in quegli anni il Friuli Venezia Giulia, soprattutto Udine, ha vinto una caterva di titoli italiani, aveva dei piloti sia goriziani, sia specialmente friulani, tantissimi nomi, che come dico non li faccio tutti perché sennò rischio proprio di dimenticare uno, ma sono tantissimi. C'era una pista anche a Osopo e quindi qui era praticamente a livello agonistico, i campionati veri e propri, lo Speedway buttava legge perché tutti gli altri fuoristrada avevano difficoltà perché i percorsi e l'organizzazione abbastanza. Il motocross non esistevano piste di motocross nel modo più assoluto, eccetera. No? Parliamo sempre degli anni che hanno preceduto il mio evento. Però appunto, parlando di Speedway, finalmente, proprio in virtù del fatto che io facessi parte come CONI delle commissioni regionali, dei contributi alle attività, questo e quell'altro, e quindi finalmente nel 2010 finalmente siamo riusciti a portare il campionato mondiale Grand Prix a Terenzano. Naturalmente prima, già da anni, abbiamo cominciato, al di là di quello che è l'impegno finanziario che è notevole, però richiede anche un certo tipo di impianto, quindi bisognava portare le luci di un certo tipo, bisognava avere le protezioni di un certo senso, la pista fatta in una maniera, poi bisognava soprattutto avere anche un numero sufficiente di posti, eccetera, quindi ha dovuto fare le tribune, tutta questa roba qua. E quindi è stato fatto, siamo riusciti a coinvolgere l'allora assessore regionale Elio Teana, che merita di essere citato perché lui è proprio quello che si è adoperato per farci avere contributo. È stato fatto il primo campionato mondiale, Grand Prix così chiamato, che si è ripetuto poi 5 edizioni, poi naturalmente la difficoltà poi forse è cambiata anche un po' di sensibilità perché anche in questo caso se non c'è il sostegno diciamo così, delle istituzioni diventa difficile riuscire. Poi anche naturalmente abbiamo pagato come tutte le cose anche la crisi economica, questa è una cosa però
da sottolineare perché tuttora la pista di Terenzano è considerata una delle migliori piste in Italia, se non una delle migliori d'Europa. Questa è anche un'altra disciplina che circa 20 anni fa è stata fatta un'indagine a livello internazionale per riuscire a definire quali sono le discipline o gli sport più spettacolari, coinvolgenti. Questa naturalmente non è stata fatta a livello italiano, è stata fatta a livello mondiale. È risultato proprio la disciplina dello speedway come spettacolarità, infatti lo è anche, è indiscutibile. È proprio, posso dire, un particolare abbastanza significativo su questo. Appunto negli anni 2000, all'inizio del 2000, vengo contattato dall'allora presidente dell'azienda di soggiorno di Grado, un certo Feluga, e mi richiede se io potevo, se ero responsabile della federazione, perché voleva contattare me, perché in un'indagine fatta fra gli ospiti di Grado avevano rilevato un certo numero non indifferente di ospiti stranieri, avevano indicato fra gli sport che vorrebbero vedere lo speedway. E naturalmente lui non capiva questa parola qua, si è interessato e ha saputo che lo speedway è quello sport e che si faceva a Terenzano, alla periferia di Udine. E quindi lui naturalmente, federazione, ha interessato a me, mi chiama, vado là e dice, siccome ho guardato, ho cercato di capire, e dice che per farlo c'è bisogno di una pista così, dice noi abbiamo qui a Grado un posto che è abbandonato, cioè un campo sportivo, dove giochiamo, però dice lì abbiamo in giro, abbiamo una pista che non viene utilizzata, ma non potremmo trasformare il speedway, perché dice insomma un conto mandare questi a Udine, ma se noi lo facciamo qua, poi lui si era informato attraverso internet, attraverso sue cose, aveva capito che poteva essere fatto di notturna, che all'estero li faceva in notturna. Aveva scoperto che addirittura in Inghilterra si fa negli stadi a Wembley, che addirittura in Australia si fa proprio in grandi catini, di fronte a 80, 90, 100.000 persone. Insomma, aveva detto, vediamo se possiamo fare a Grado, no? Infatti mi sono recato là anche con dei tecnici, però era impossibile perché aveva degli impianti di illuminazione con i pali all'esterno, e quindi siccome lo speed quando si corre c'è il rischio proprio di uscire verso l'esterno, quindi bisognava modificare, insomma morale, non è stato fatto niente. Ma questo lo dico per dire come molte volte degli sport che sono, o delle discipline che sono trascurate, invece sono nei paesi dell'est, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, ma la stessa Jugoslavia, ex Jugoslavia, ma anche adesso che sono Croazia piuttosto che Slovenia, sono sport nazionali proprio, cioè sono al di sopra anche del calcio. Io sono convinto, basta mettere una moto lì sul marciapiede o il ciglio di una strada, sicuramente ognuno si ferma a guardarla. Se poi addirittura porti della gente a vedere una gara di moto, sappiamo benissimo non può essere non affascinato, però bisogna che tutto questo avvenga, che le gare si facciano, che la gente ci sia, tutto questo. Nel 1966 è nata la prima idea di un impianto non tanto di moto ma soprattutto di auto, perché avevamo diversi rally, avevamo quella volta diversi rappresentanti dell'automobilismo regionale del nostro friulano che correvano su piste eccetera, e quindi è nata l'idea di fare il primo autodromo motodromo a Bordano. Nel 76 è nata una società di cui io ne ho fatto parte, era una società per azioni, 24 soci, ognuno di noi ha messo una certa cifra di 1 milione, abbiamo fondato una società che si chiamava Anfri e abbiamo pensato di fare autodromo. Abbiamo ottenuto i terreni su a Bordano, perché a Bordano avevamo trovato i terreni a un prezzo accessibile perché era nel greto del Tore, poi eravamo fuori da ogni rumore, avevamo la possibilità che c'era l'uscita dello svincolo autostradale di Gemona, quindi c'era già questo progetto iniziale, però si è tutto arenato perché ha cominciato a intervenire alcune speculazioni, non speculazioni finanziarie ma speculazioni morali. Eravamo reduci dal terremoto, ha cominciato a sostenere che venivano sottratti fondi per il terremoto e allora siamo andati avanti per un po' di tempo, anche se noi avevamo già i finanziamenti, perché i finanziamenti venivano da privati. Noi naturalmente i fondatori della società si chiamava Anfri, che sta per Autodromo Nazionale del Friuli, poi siamo riusciti eventualmente a deviare il progetto
di portarlo nella zona di Villesse, in quella zona lì praticamente, poi da lì altre zone, poi successivamente ad Amaro, insomma sono passati gli anni, tanti progetti, tante idee, poi un'altra ad Atimis e ogni volta troviamo terreni così, non siamo mai riusciti a farlo. Finalmente, 4 anni fa, 5, è nata questa idea, questa società nuova, hanno individuato il posto a Mortegliano, è nata dall'idea che essendoci una vecchia pista di aerei a Risano, tuttora ha una buona parte già cementata, quindi si è pensato di utilizzare un po' quell'area lì, un po' altre aree che sono di privati che le hanno messe a disposizione e lì è nata questa idea di questo autodromo. È andata avanti fino a 2 anni fa a perfezionare la richiesta con un referendum locale, referendum che non era vincolante, però il sindaco di Mortegliano, perché la zona è situata sul comune di Mortegliano, è riuscito per sua tranquillità o perlomeno per avere ulteriore sostegno, è riuscito a fare e il referendum ha avuto esito positivo, cioè i sì hanno prevalso sul no, il progetto è presentato e adesso è iniziato l'iter burocratico, che è naturalmente lunghissimo e molto difficoltoso perché c'è da fare l'impatto ambientale, la conferenza dei servizi coinvolgendo tutte le cose, tutto quello che si fa. Normalmente dal momento che si parte con l'idea al momento che si parte con la realizzazione della prima della posa, come chiamate la prima pietra, ottimisticamente, se tutto va bene, ci vogliono 4 anni. Finora ne sono passati soltanto 1 e mezzo. Quindi ne mancano ancora 2 e mezzo per poi pensare di cominciare. Però i fondi ci sono, c'è un po' tutto, perché è una società privata. Il progetto è un progetto d'avanguardia in assoluta, perché è un progetto fatto con le ultimissime tecniche. È stato presentato ormai in 1000 occasioni, in convegni, in conferenze, dappertutto. Questo impianto non è solo un impianto di auto, ma è un impianto di moto, un impianto di ciclismo, è un impianto dove dentro ci sono percorsi per fare movimento, c'è una serie di palestre all'aperto, insomma tante cose. Cosa che esiste già in altri impianti, perché se noi andiamo adesso a Misano c'è dentro un impianto di motocross, c'è un impianto di supermotard, fanno incontri, fanno concerti, fanno gare di biciclette e tutto. Veramente questo impianto così chiamato di Lavariano ha veramente tutte queste caratteristiche, ma anzi molti di più, perché ad esempio ha anche l'utilizzo di asfalti all'avanguardia, anti-inquinanti, antirumore, avrà delle barriere naturali antirumore, insomma c'è tutta una serie di cose che adesso si sta trovando di vedere quando si arriverà alla fine degli iter burocratici e speriamo che sia abbastanza veloce. Ecco. E tornando poi al discorso del fuoristrada, anche quello pian piano ha avuto un buon sviluppo qui perché quando abbiamo iniziato negli anni primi 80 non c'erano gare di grosso livello perché uno dei motivi fondamentali dell'organizzazione delle gare, soprattutto fuori strada, richiedono organizzazione. Organizzazione sono conseguenti alle società, così chiamate motoclub. E quindi come si è sviluppato questo tipo di motoclub nuovo, il Morena, enorme, con tanta gente, quindi ha catalizzato tante situazioni venute a comporlo, è stato possibile cominciare anche a pensare di fare manifestazione. E difatti negli anni 81-82 è nato i primi campionati triveneti, cioè coinvolgendo le regioni limitrofe. E di lì ci siamo decolati e lì quella volta sono usciti i grandi piloti come Eddie Orioli fino ad arrivare al punto che l'86 di vincere per primo italiano a vincere una Dakar. Nel 1977 a Daytona, negli Stati Uniti, fra le cose che io ho visitato allora, e come dico, non sono andato io per il motociclismo, sono andato, ho approfittato che sono andato quella volta per vedere qual era l'economia in quegli anni, perché erano gli anni in cui non si sapeva se andavamo verso un sistema consumistico, piuttosto verso un sistema assistenzialistico, come suggerivano i paesi dell'est. Però ho approfittato di andare in quella settimana perché ero un appassionato di moto, di motociclismo e di motorismo, perché Daytona non è
è una settimana non solo di motociclismo, nel motociclismo sono gli ultimi 2 giorni, ma durante la settimana fanno gare di macchine, gare di tutte le cose più strane possibili. E ho assistito anche a una gara in notturna sulla spiaggia, questo nel 1977. Non avrei mai immaginato che si potesse correre di notte con delle moto da fuoristrada, no? Che poi gli americani hanno le loro obiettivo è il divertimento. C'era il spettatore che guardava, ogni tanto cosa facevano questi qua? Cambiavano la freccia, perché c'era il segnale, no? Perché c'erano come delle frecce, dei segnali, che frecce erano delle cose come fluorescenti, no? Cambiavano, questo arrivava, invece che andare in una direzione andava a finire in un buco e erano tutti contenti a ridere, no? Cioè, io quando sono rientrato, dico guardate che bella, dico questa roba qua, no? Porca miseria. Perché non facciamo anche noi qua, no? Naturalmente io nel 77 non avevo iniziato ancora a responsabilizzarmi nel motociclismo, no? come responsabile, però dopo successivamente invece quando poi negli anni 80 ho cominciato a interessarmi io, cosa ho fatto? In quegli anni in Italia si organizza una gara sulla sabbia in Sicilia, un trofeo della Pirelli. La Pirelli organizzava delle manifestazioni sulla sabbia, no? Che però non ha avuto seguito. Sì, così perché si correvano di giorno, gare normali come si corrono in tanti posti al mondo, no? Sulla sabbia. Io però la sabbia mi ricordava Daytona. Però volevo si potrebbe benissimo farla qua e vale. E quella volta ho sempre pensato, finché nel 1985 in Friuli Venezia Giulia a Corno di Rosazzo, ogni anno all'8 dicembre si faceva una gara a coppie in un percorso, no? Improvvisamente dico, abbiamo questo tipo di esperienza, abbiamo questo tipo di rapporto con i piloti, non potremmo fare la stessa cosa noi a Lignano, sulla sabbia. Da lì nasce questa idea, ne parlo con Flavio Zamò, che è uno che della zona era lì, amico mio fraterno, dico Flavio, non possiamo fare a Lignano questa roba qua, sai cosa facciamo? Lo facciamo di notte, no? Di notte, dico, guardate, come fai? Coi fari? Ma no, dico, è meglio, devo essere vero, no? Sì, ma scherzi, è pericoloso. Fatto sta. Avevamo una sezione, nel Morelli aveva una sezione di fuoristradisti, di appassionati di moto di Lignano, presso la farmacia dei Sani, che è tuttora esistente. Lì c'era il titolare, Patrizio, che era anche lui un socio, ma dice, la facciamo, non ci va niente qua d'inverno, andiamo a parlare col sindaco quella volta Meroi. Il Meroi dice, sì, se fate durante l'inverno, mettono le barriere, si può operare. Dice, no, noi la facciamo allo stesso posto, lasciate così. E, insomma, morale è nata questa 12 ore. È nata così, di notte, e da lì, primo anno, è andata così, e lì ha avuto, è partita fino a diventare, negli anni successivi, di diventare l'importante gara mondiale dopo la Parigi-Dakar. Fin dalla seconda edizione abbiamo cominciato ad avere il supporto, prima di Italia 1, che trasmetteva tutto, e poi anche della RAI sempre, perché ormai era diventata bene, anche perché in virtù di che cosa? Perché non avevamo solo piloti della specialità, noi avevamo anche gente di contorno, abbiamo avuto per tantissimi anni, ad esempio Peter Ansel, che è reduce dalla Parigi-Dakar, abbiamo avuto per tanti anni Alfan, campione mondiale di sci, Ghedina è stato quasi fisso nostro, no? Quindi era un discesista, abbiamo avuto ospiti da Valentino Rossi a Max Piazzi a Capirossi, da Renato Pozzetto a Giovanotti, oltre naturalmente i più grandi specialisti mondiali. Poi abbiamo ampliato, che avevamo tutto un contorno di manifestazioni collaterali, fatto elezioni di miss, gare di moto, gare di gare di tutti i generi, no? Quindi era una kermesse. D'altra parte era l'unico momento in cui a Lignano i locali, perlomeno nella zona di Sabbia d'Oro dove si voleva la gara, erano aperte 24 ore su 24, tanto per dire dei record storici. Noi nel 1992-93, per 2 anni, siccome c'era qualcuno che si lamentava per il rumore qua là e dicendo che insomma non portava gente qua là, abbiamo incaricato l'ANAS di mettere il contamacchine, di sapere l'ingresso. Benissimo, esattamente nel 97 hanno constatato che nel giorno della 12 ore, che poi era diventato Enduro Motor Show, erano entrate a Lignano 23.000 macchine di più del maggior afflusso che era il 15 di agosto, quando c'erano le frecce tricolori. Però è successo che nel 2004 c'era stato un cambiamento di assegnazione del territorio, il demanio ha demandato la gestione non più alla Capitaneria di Porto di Lignano e di Grado, ma l'ha data ai gestori di spiaggia. Questi gestori di spiaggia in quel momento, un po' chissà come,
ha cominciato a dire si potrebbe spostare più avanti, più indietro, prima, dopo, qua e là. Non era possibile per il 2005, pur essendo già in calendario, perché era già messo in calendario internazionale. Mi è stato detto a Ginevra, no, non è impossibile spostarla. O voi l'annullate o non la spostate, perché non è possibile. E quindi abbiamo detto, intanto proviamo a vedere per quell'anno, cerchiamo intanto, vediamo di qualche maniera, parlando con la regione Friuli Venezia Giulia, mi è stato chiesto se magari potevamo in qualche maniera, io già quell'anno lì avrei potuto portarla a Bibbione, perché a Bibbione facevano salti mortali per averla. Non c'era nessun problema, perché i piloti quando arrivavano invece che andare a Lignano li mandavano a Bibbione. Però Bibbione non è Friuli Venezia Giulia, è Veneto, e quindi momentaneamente la regione mi ha detto guarda, intanto per quello che avete fatto voi, perché c'era un ingaggio di piloti, c'era una prenotazione di eventi, un'organizzazione, c'è tutta una serie di organizzazioni già presa, e ha detto io vi appoggio perché voi possiate fare tutto questo lo stesso. Abbiamo noleggiato la fiera di Udine e abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare come spettacolo, abbiamo fatto lì e abbiamo cercato di in qualche maniera di tenere in piedi, però l'effetto non era quello, il risultato è stato quello che è stato. Alcuni sponsor naturalmente hanno detto insomma non ci interessa, morale, abbiamo sospeso e poi non abbiamo più recuperato. Adesso, quindi dal 2005 non si è più fatta, però già nel 2009, dopo 3 anni, si sono resi conto di quello che avevano perso, perché hanno visto, perché logicamente l'anno dopo, forse non subito si sono accorti, però dopo 3 anni si sono accorti che ci mancava qualcosa, perché non è che non facendo la 12 ore o non facendo quell'evento che era cresciuto in 19 anni, perché per 19 anni si è fatto, quindi era cresciuto in una maniera esponenziale, non immaginarsi. Non è che tu non facendo questo hai fatto una cosa che hai compensato. Quindi ho cercato di recuperarla, perché in poche parole portava in quel momento 100.000 presenze. Sì, non è una roba da ridere, 100.000 presenze. Adesso sono almeno anni che cercano di recuperare. Non siamo riusciti ancora. Hanno tentato adesso facendo che cosa? Con l'aiuto della federazione, è già il 3° anno, ha cominciato 2 anni fa, nel 2014, a portare una manifestazione di campionato sulla sabbia, così di ricreare la situazione, farla crescere per poi arrivare a rifarlo come quella volta. Dico solo una cosa, 2005, l'edizione che avevamo messo in calendario, che sarebbe stato il ventennale, avevamo già completamente, proprio già coperta dell'IP Italiana Petroli, che è quella che sponsorizzava in quel momento le nazionali di calcio italiano, aveva già prenotato tutto, e siccome l'edizione del 2005 l'abbiamo presentato al Motor Show del 2004, per il 26 aprile 2005 l'Italiana Petroli aveva uno stand di oltre 400 metri quadrati, soltanto con immagini e maxi schermo di Lignano Sabbiadoro, e quell'anno lì al Motor Show ha avuto 1,5 milioni di visite. Abbiamo fatto la presentazione ufficiale con il presidente dell'IP Italiana Petroli, con il presidente mondiale della federazione, tutte le più alte autorità, l'assessore regionale nostro, il provinciale, tutte le massimo tra sindaco, tutti qua in presentazione, per poi 2 mesi dopo, cioè i primi di gennaio, venire questa osservazione di alcuni di dire no, bisognerebbe spostarla qua là, perché noi pensiamo di inaugurare, far qua là. Purtroppo in il mese di gennaio e febbraio a Lignano non ci sono gli operatori veri, perché sono tutti quanti vacanze, via. Quando la regione ha attribuito agli operatori di quel momento, alcuni che erano lì hanno sottovalutato, non so, eccetera, insomma, morale è andata come è andata.